Scoperto il DNA di Gesù. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio darvi una notizia molto particolare, molto interessante per noi cattolici e credenti, ma anche per coloro che non credono, perché potrebbe avvicinarli alla fede. Come sapete, sono stati innumerevoli i miracoli eucaristici che sono avvenuti nel corso degli anni e chiaramente sono sempre state fatte delle indagini scientifiche che hanno cercato di stabilire attraverso innumerevoli esami, innanzitutto il gruppo sanguigno dell'ossia che aveva trasudato sangue, e soprattutto è stato fatto l'esame dei tessuti per vedere a quale tessuto appartenesse del corpo umano appunto l'ossia che si è trasformata in carne, e i risultati sono sempre stati gli stessi, cioè che si trattava di un frammento del miocardio e che il gruppo sanguigno era l'AB, cioè il ricevitore universale. Sono state fatte anche delle indagini genetiche per cercare di stabilire, trovare in questi frammenti di miocardio delle tracce di DNA umano. Però ecco, questo DNA, questa ricostruzione del DNA di Gesù appariva impossibile, era questo un dato sfuggente, fino a che è accaduto il miracolo di Legnica nel 2013, di cui parleremo dettagliatamente in un altro video. Subito dopo questo miracolo sono stati fatti degli studi approfonditi per vedere anche qui il gruppo sanguigno dell'ossia che aveva trasudato sangue, tessuto di appartenenza dell'ossia fatta carne, eccetera, eccetera. E finalmente qui in questo miracolo che è avvenuto in Polonia nel 2013 sono stati finalmente trovati frammenti di DNA nucleare e mitocondriale che hanno confermato l'origine umana del tessuto, ma soprattutto sono stati rinvenuti due polimorfismi CODIS che hanno permesso di identificare l'aplogruppo di appartenenza del DNA mitocondriale, cioè di quel DNA che si eredita per via materna. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che per chi insomma ha letto un po' l'argomento di genetica, che si è provato un po' a ricostruire la mappa del genoma umano, no? Cioè praticamente facendo l'esame del DNA di campioni di esseri umani sparsi in tutto il mondo, si è arrivati alla conclusione che la Bibbia ha detto la verità, cioè praticamente tutta la razza umana discende da un unico uomo primordiale, e poi chiaramente da quest'uomo sono derivati figli, discendenti, da cui sono derivati altri figli, altre discendenze, insomma si sono venuti a creare una molteplicità di gruppi umani detti appunto aplogruppi, e ciascuno di noi, se facesse l'esame del DNA, si verrebbe a configurare come appartenente ad un aplogruppo diverso. Quindi anche il DNA che è stato trovato appunto in questo miracolo eucaristico di Legnica si può benissimo iscrivere ad un determinato aplogruppo di appartenenza, e questo grazie al DNA mitocondriale che si eredita per via materna, cioè Gesù Cristo, praticamente questo frammento del cuore di Cristo presenta
un DNA mitocondriale che ha ereditato dalla madre, e attraverso questo DNA si è potuto ricostruire l'aprogruppo di cui apparteneva praticamente Cristo, solo che la sequenza di questo frammento del DNA di Gesù Cristo, in cui è evidente l'eredità materna di questo DNA, e la progruppo di appartenenza sono state, sia la sequenza che la progruppo di appartenenza sono state secretate, cioè non è stata divulgata la sequenza di questo frammento appunto di DNA mitocondriale, e non è stato rivelato il gruppo di appartenenza, il gruppo umano di appartenenza. E si è mantenuto appunto uno stretto riservo proprio per evitare sensazionalismi, insomma, perché l'argomento diciamo è molto molto delicato. Comunque ecco, quello che ci interessa è che è molto significativo che si sia riusciti ad inquadrare, ad incasellare il DNA di Cristo all'interno di un haplogruppo tra tutti quelli che sono discesi da un essere umano, diciamo così, primigenio, e lo si è riusciti a fare attraverso il DNA che si eredita per via materna. Quindi questo ci conferma, al di là di ogni ragionevole dubbio, ci conferma che Cristo è figlio di Maria, geneticamente è figlio di Maria, e che invece la sua componente maschile è di natura sovrannaturale, perché non è stata mai praticamente isolata. E che dire, insomma, è una notizia clamorosa, insomma, anche se, ripeto, i dati sono stati secretati, per cui noi la sequenza di questo DNA non lo conosceremo probabilmente mai, però è un qualcosa che comunque va a confermare quello, insomma, che già le Sacre Scritture e il Vangelo, insomma, ci avevano rivelato per filo e per segno, diciamo, e quindi anche la scienza lo conferma appieno. Benissimo, e spero che l'argomento possa essere stato di vostro interesse, e tante benedizioni da nostro Signore, e, e grazie per l'affetto e la fedeltà con cui seguite sempre tutti i contenuti che pubblico. A presto, cari.